Ciao, tifosi del Napoli! Se non volete perdervi nessuna notizia sul Napoli in prima persona, iscrivetevi subito a questo canale perché siamo sempre alla ricerca delle ultime notizie sul Napoli e qui sarete sempre aggiornati su tutto quello che succede al Napoli. Questa mattina abbiamo una notizia entusiasmante per i tifosi del Napoli, una bomba di mercato che promette di dare una scossa alla difesa del Napoli. Secondo Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, il Napoli sta preparando un grande mercato di trasferimenti per soddisfare le richieste del nostro futuro allenatore Antonio Conte. Pedullà ha rivelato nel corso dello speciale calciomercato di Sport Italia che il Napoli è determinato a creare una squadra estremamente competitiva per la prossima stagione. Il consiglio direttivo è orientato ad assicurarsi rinforzi di peso per soddisfare le ambizioni di Conte. Diamo un'occhiata ai dettagli. I tre obiettivi principali del Napoli sono Federico Chiesa, Alessandro Buongiorno e Romelu Lukaku. Il nome più clamoroso è senza dubbio quello di Chiesa. Attualmente alla Juventus Chiesa potrebbe essere ceduto soprattutto per motivi tattici e il suo arrivo sarebbe un grande colpo di mercato. Chiesa è noto per la sua velocità, la sua abilità nel dribbling e la sua capacità di segnare gol decisivi. La sua presenza nell'attacco del Napoli potrebbe trasformare la nostra linea offensiva, portando una nuova dimensione al nostro gioco. Un altro nome importante della lista è quello di Alessandro Buongiorno, centrocampista del Torino. Pedullà ha ricordato che, nonostante le intenzioni del presidente del Torino Urbano Cairo di tenere il giocatore, Buongiorno è in cima alle preferenze di Conte per la difesa da almeno una settimana. Il suo ingaggio sarebbe fondamentale per rafforzare la difesa, che ha bisogno di solidità e consistenza per affrontare le sfide della prossima stagione. Buongiorno è giovane, ma ha già dimostrato grandi potenzialità e leadership in campo. E, naturalmente, non possiamo dimenticare Romelu Lukaku. Il potente attaccante belga sarebbe un'importante aggiunta al nostro attacco, portando esperienza e qualità al settore offensivo. Lukaku ha un record impressionante di gol ed è noto per la sua forza fisica e la sua capacità di finalizzazione. La sua esperienza internazionale e la sua capacità di giocare sotto pressione sarebbero preziose per il Napoli, soprattutto nelle competizioni europee. Oltre a questi acquisti, la dirigenza del Napoli sta lavorando duramente per garantire una squadra equilibrata e competitiva, in grado di lottare per i titoli in Italia e in Europa. L'arrivo di Conte e questi rinforzi dimostrano l'ambizione del club di raggiungere nuovi obiettivi. Secondo lei, gli acquisti di Federico Chiesa, Alessandro Buongiorno e Romelu Lukaku sono una buona strategia per il Napoli? Questi cambiamenti possono fare la differenza nella nostra stagione? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Alla prossima, e sempre Forza Napoli!